Ben ritrovati gentili amici e amiche alla visione e all'ascolto, entriamo subito in diretta, dovremmo fare questa trasmissione intorno alle 18, ma per fortuna a sto giro, grazie anche alla Regione, i dati sono arrivati veloci e dunque possiamo già darvi, per chi si fosse messo in ascolto in diretta e non abbia seguito gli aggiornamenti nel corso del pomeriggio, possiamo ufficializzarvi che Alberto Felice De Toni del centro-sinistra è il nuovo sindaco di Udine, ha vinto nettamente il ballottaggio, i numeri parlano chiaro, le chiacchiere invece non parlano chiaro. Allora saluto subito Enzo Cattaruzzi, al quale cedo subito la parola per la prima nota di cronaca. Ecco, ciao a tutti, benvenuti. Naturalmente io penso che, come il vecchio detto, no? Chi vince governa, chi perde spiega. E per cui in questo momento le congratulazioni al nuovo sindaco di Udine vanno fatte, perché ha vinto in maniera molto netta e in maniera, non dico inaspettata, ma comunque era una tripla, come avevamo detto noi, 1-2x. Però questa vittoria porta anche il nome di Ivano Marchiol, perché dobbiamo dire che i suoi voti hanno pesato nell'elettorato, hanno pesato e anche molto bene, perché si è visto, se l'altra volta Fontanini aveva vinto per 280 voti, questa volta mi pare che il divario è talmente netto che non c'è replica, insomma, 1700 rotti voti. Certo, si sa che il ballottaggio è un terno al lotto, si sa benissimo che c'è anche il centrodestra che nella seconda parte non va a votare, però io non imputo la sconfitta a Fontanini, che ha fatto quello che ha potuto, secondo me, ma imputò forse alla giunta Fontanini, che forse è una giunta che non ha portato voti. Questo è il problema, perché se noi vediamo anche l'elezione in consiglio regionale, in consiglio comunale, abbiamo visto che molti assessori sono stati bocciati dall'elettorato, e questo era un segnale che andava in una certa direzione. Ecco, sicuramente Udine cambia il volto momentino anche della vittoria di Federica, che naturalmente è stata netta, è stata eclatante, è stata splendida, però c'è un vulnus non da poco, perché la città di Udine, capitale del Friuli, è presa in mano dal centro-sinistra, e qui il centro-sinistra può prendere la rincorsa per tentare la scalata fra 5 anni, nel 2028, per riprendersi la regione. Non dimentichiamo che il prossimo anno c'è una serie infinita di elezioni nei comuni della regione, quasi la totalità, e qui naturalmente Udine potrebbe riverberare anche in molti comuni. Ecco, quindi la sinistra ha acceso un po' questo faro che sembrava ormai spento, ma quindi Felice De Toni è un personaggio di lungo corso che dà, come ho sempre detto, dà una visione, e naturalmente è uno che è un piacione, saprà portarsi anche i voti che non erano suoi della città, voti che secondo me ha preso dal centrodestra. Molti hanno cambiato idea in questi 15 giorni e hanno votato De Toni forse per ripicca nei confronti del proprio sindaco. Infatti volevo chiederti, è la sensazione che ho io. Certo, senti, volevo chiederti questo, proprio abbiamo un po' anticipato, il fatto che si sia presentato solo Salvini e soprattutto la Lega abbia battuto il chiodo, no? Il chiodo fisso per quanto riguarda il sostegno di Fontanini, mentre gli altri leader della coalizione di centrodestra hanno preferito, come si dice, stare un po' a guardare, ma non sporcarsi più di tanto, potrebbe essere un altro dato che ha influito per la sconfitta del già presidente della regione, già sindaco di Campoformido e ormai già sindaco di Udine? Ma io penso che diciamo così, le classi dirigenti dei partiti del centrodestra devono fare una bella riflessione, insomma, no? Perché era questo il momento per la nobiltà, era questo il momento per far vedere che c'erano e che avevano in mano la situazione. E questo non è stato, quindi vuol dire che il traino della Meloni, il traino di Federica è stato un traino, diciamo così, eccezionale nella prima fase. Nella seconda fase io penso che la Lega, che non nascondiamoci, non tutta la Lega ha sempre amato Fontanini, perché Fontanini è sempre stato una persona che andava per conto suo. Qualcuno dice che ha battuto troppo il tasto della friularità a Udine, e Udine che è una città, non dimentichiamo, molto radicale, e comunque sia una città che è la medaglia d'oro della Resistenza. In qualche modo forse qualcuno non poteva come dire, tollerare che al governo della città andasse la destra, la nuova destra. Ci sono
un cocktail di situazioni, no? Che Mm, non ultimo anche la disaffezione al voto, che qualcuno ha già vinto, ha già perso, queste robe. certo. Mi dicono che molti giovani non sono andati a votare, questo lo dice Mm-mm. anche lui, no? Confermo, confermo. Quindi vuol Senti, dire che... allora, prima di Sì. parlare dei mal di pancia che potrebbero nascere all'interno, forse anche della giunta, a questo punto della giunta regionale, perché potrebbe cambiare qualcosa nell'ultima ora, secondo te, a livello di composizione Sì, della sì, giunta del Friuli Venezia sì, Giulia, sì, dopo sì. questa partita di oggi? Sì, io penso che qualcuno che l'ha dato per certo potrebbe anche essere anche meno preso in considerazione, no? Anche perché non dimentichiamo che il traino della lista di Fontanini era costituita dalla lista dell'ex progetto FVG, e molti che avevano cambiato anche cavallo, quindi erano entrati la lista tonda, eccetera. Ma liste che alla fine della fiera non avevano molti voti di preferenza, e chi invece aveva voti di preferenza nella prima fase il centrodestra ne ha avuti, nella seconda fase evidentemente il centrosinistra ha saputo mobilitare molto bene il proprio elettorato, e come dico, Marchiol ha saputo tenersi stretto l'elettorato, tenerlo sulla corda, motivarlo molto bene, e naturalmente io penso che la spada di Brenno è la sua anche nei confronti di, Mhm. di Felice De Toni, che in questo momento dovrà compensare molto bene Ivano Marchiolo con una sedia, diciamo, Certo. potente. Quindi, Senti, insomma, un altro vincitore indirettamente in questa elezione è Stefano Salmè, che alla fine ha detto ai suoi elettori: non andate a votare, state a casa, e 1 più 1 a casa mia fa 2, e i risultati si vedono, no? Perché se Marchiol è stato decisivo per far vincere, a questo punto De Toni dovrà fare i conti, come hai detto tu, perché i voti di Marchiol sono stati decisivi per la senz'altro. vittoria. Dall'altra parte l'astensionismo degli elettori di Stefano Salmè sono stati decisivi a far sì che Fontanini non ritornasse sullo scranno principale di Palazzo Belgrado. Aveva ragione lui che i 4 che hanno fatto la dichiarazione contavano poco, quindi per dare atto a Salmè. Anche se, diciamo così, la sconfitta di Fontanini porta all'oblio anche Salmè, perché potrà andare anche in consiglio comunale, però insomma non potrà entrare nella sala dei bottoni, dovrà fare altri 5 anni di attraversata del deserto, quindi non so se gli è convenuto tanto rimanere fuori Beh, ma dal... Salmè, a forza di stare, visto che ci sta guardando, Salmè, a forza di Sì. stare nel deserto, è diventato più arido neanche la spianata della Luna, no? Perché alla fine, nemmeno quando ha tentato di entrare, è stato subito segato dopo 6 mesi, è durato l'idilio, no? Se non ricordo Beh, ma male. diciamo che lui è coerente con le sue Beh, viva la coerenza. idee. Io va dato atto di questo, ha Mhm. portato avanti il suo problema, e naturalmente penso che anche in comune a Udine Certo. porterà il vento che ha sempre detto di Senti, Udine città indipendente, no? chiaro. Senti Enzo, allora, come sarà secondo te la nuova giunta e soprattutto il nuovo programma di De Toni per quanto riguarda la città di Udine? Qualcuno parla già di Festival dell'Unità e via dicendo, qualcuno Ma parla di effetto Schlein perché la Schlein ha fatto vincere. Secondo me invece è un centro-sinistra moderato che alla fine sta tirando fuori gli artigli, e come hai detto tu, e anche grazie al supporto della civica di Marchiol, sta entrando dentro in questa giunta e probabilmente ne vedremo delle belle, punto di domanda. io penso che comunque De Toni è garanzia anche di moderazione, io lo conosco bene anche personalmente, è una persona che comunque dove è stato, negli ambiti dove ha governato, anche nell'università, ma a tutti i livelli, insomma, di sicuro affidamento, di una visione anche molto grande. Comunque sia, la città di Udine dovrà in qualche modo fare i conti con un nuovo stile, e sarà lo stile di De Toni. Ha detto che si preoccupava di far rivivere la città. Diamo a Fontanini quello che è di Fontanini, perché diciamo così ha ripristinato un po' molte opere, ha messo a posto molte situazioni, comunque si è dato una spinta, e bisogna dare atto anche di questo. Naturalmente in politica esiste anche il cambio del cavallo, e questo cavallo che è nuovo dovrà fare una giunta, spero faccia una giunta anche, diciamo così, Mm. molto motivata, che possa ripristinare un po' anche, diciamo così, il rapporto con la città e soprattutto con l'Interland,
non dimentichiamo, se Udine vuole fare la Grande Udine, deve fare il primo inter pares con tutti i comuni, io l'ho sempre detto, il comune dell'Interland, e per essere capitale del Friuli bisogna essere anche punto di riferimento, ma non essere cogenti certo. rispetto ai problemi degli altri, insomma. E quindi Mm. penso che da uomo di università, uomo di grande livello, come lo è stato anche Fontanini, non dimentichiamo che il corso sonoro di Fontanini è stato anche molto grande, forse naturalmente dopo aver lavorato tanto si è trovato con una giunta come, ripeto, non è ingeneroso dire quello che sto dicendo, ma abbiamo visto gli assessori uscenti le loro preferenze, quindi vuol dire anche una mobilitazione dell'elettorato che non c'è stata, insomma. Giustamente l'elettorato poi ricorda, perché viva Dio l'elettorato ha una memoria di elefante e poi ti castiga al momento giusto. Come tu hai sottolineato, troppi assessori hanno vissuto sotto il sole, no? Nel senso che hanno preso il loro scranno e da lì poi non si sono più alzati. Dicono che addirittura certe sedie si siano addirittura messe di traverso, no? Perché magari poi neanche non si sono visti poi per Udine, cioè facevano propaganda, ma poi chi l'ha visto, no? Qualcuno come Qualcuno Tunisi non tornerà pervenuto. tornerà Addirittura anche qualcuno come Tunisi non pervenuto, come si dice in questi casi. Ecco, dall'altra parte ho visto un'euforia incredibile da parte del Partito Democratico. Sembra di vedere neanche quando abbiamo vinto i mondiali, no? Tanto per essere chiari. Secondo te è una vittoria chiaramente importante, giustamente perché è un tassello per ripartire per il centro-sinistra, in particolare per il Partito Democratico. Ma questa euforia, come avessero già conquistato il governo, addirittura già il governo nazionale, secondo te è un'euforia passeggera, nel senso che il vento arriva e come di conseguenza passa e a volte lascia il segno, a volte no? Beh, insomma, intanto devono cominciare a governare. Naturalmente questa vittoria porta bene alla Serracchiani, che comunque sia vince a Udine e può spendere questa carta anche a livello nazionale. Porta bene anche a Moretuzzo, che in qualche modo si riscatta dalla sconfitta, che non dimentichiamo è stata clamorosa perché è stato doppiato, e porta bene naturalmente a una riscossa del centro-sinistra. Naturalmente è come dire che non hanno vinto la Coppa dei Campioni e non hanno vinto neanche la Conference League, hanno vinto un torneo, seppur importante, ma comunque il torneo resta, da qui devono ripartire, no? Perché è evidente che i nomi della giunta ci diranno quale, diciamo così, stile ci sarà, e io penso che De Toni non è uno che si fa dettare le cose, è uno che le detta e che sa anche con il bilancino trovare la soluzione, quindi non cambierà molto nello stile che il centro-sinistra ha. È un centro-sinistra, come hai detto tu, ti do ragione, moderato, che comunque dovrà trovare le corde giuste per dialogare con il governo nazionale e soprattutto con la giunta regionale, perché non dimentichiamo Certo. che le promesse di Salvini per i soldi dovevano arrivare, le promesse alla regione, bisogna vedere se adesso saranno solo rimaste sulla carta o sull'acqua o se effettivamente Cioè c'è da capire effettivamente se la giunta regionale a guida centrodestra continuerà, diciamo così, a dare una mano a Udine indifferentemente dal cambio di casacca, no? Tanto per essere Io penso chiari. che Cioè, i cittadini di Udine non debbano essere penalizzati, su questo è mm. chiaro, però è evidente che la politica è cinica e naturalmente ognuno gioca le proprie carte. Certo. Senti, allora, dicevamo, abbiamo fatto insomma un excursus abbastanza veloce. Per quanto riguarda, abbiamo detto i bocciati a questo punto, che opposizione sarà del centro-destra verso il centro-sinistra? Che opposizione vedi? Innanzitutto Ma per un io paio non di vedo, mesi dovranno non vedo leccarsi le ferite, no? Sì, ma non vedo una grande opposizione perché erano già con la testa a rigovernare ancora. Quindi Mm. per fare opposizione bisogna avere, tra virgolette, fame, bisogna avere anche dei leader. E io non vedo dei grandi leader, diciamo, si stanno stagliando nella coalizione che ha perso. C'è solo Fontanini che potrebbe fare la sua parte, ma io penso che Fontanini non durerà molto in consiglio comunale. Penso che no, questa è la mia sensazione, insomma, ecco. Mm. E quindi dovevamo trovare un leader giovane, motivato, che tenti la scalata come ha fatto. Naturalmente tu mi dirai, il centro-sinistra ha dovuto affidarsi anche lì non a un giovane, ma a uno, diciamo così, che aveva già le carte in regola per poter ripartire. E questa è la politica, perché ci sono in questo momento il contesto attuale non ci offre
giovani, non ci offre diciamo così forze fresche, ma ci offre solo usati sicuri, e questo sarà anche il prossimo trend nei consigli comunali, certo. saranno, perché non c'è partecipazione, poi l'abbiamo visto, insomma. Chiaro. Senti, tu hai sottolineato una cosa importante, hai detto De Toni non è uno che si farà manomettere, nel senso che non fa il bubez, tanto per essere chiari, e gli altri sotto lavorano, no? Ecco, abbiamo visto già una precedente legislatura udinese guidata da un rettore dell'università, ritorna un rettore a guidare la città, no? E dobbiamo dire, insomma, due caratteri diversi, due caratteri molto diversi, due caratteri differenti, e anche forse a livello di come posso dire, di filosofia politica, inteso proprio come politica, partitica di appartenenza, magari sempre della stessa area, però uno vede una cosa, uno tende a essere più, diciamo così, tende ad andare più a sinistra, mentre probabilmente De Toni starà un po' più al centro, no? Dove al centro si sa che si vive meglio. Ma io penso che De Toni ha uno spirito, se lo conosco bene, molto repubblicano, diciamo così, non dico democristiano, questo no, però molto repubblicano, mentre Onsel era schierato molto con la sinistra, insomma, l'ho anche detto, senza avere, anzi è stato onesto nel dirlo anche adesso, insomma, si è candidato sempre con l'estrema sinistra. De Toni, io penso che in qualche modo, come ha fatto al ballottaggio, cercherà di far cambiare idea anche all'elettorato che aveva votato Fontanini, per cercare di ampliare la platea del consenso durante il suo mandato elettorale. Come ti dicevo, De Toni io lo vedevo bene a contendere la sedia di presidente della giunta regionale. Questo sarebbe stato forse il suo campo di gioco più consono. Naturalmente Udine è una città che ha una storia, come potrebbero essere anche prove tecniche di trasmissione, tanto per essere chiari. Si parte da sindaco di Udine e tra 5 anni, in base a come funziona l'asse politico, potrebbe essere, insomma, che come gira il vento, potrebbe essere che De Toni fra 5 anni potrebbe essere anche candidato presidente della regione Friuli Venezia Giulia. Ti do ragione. Comunque sia, io penso che comunque De Toni dovrà in qualche modo, non dico quando si dice cosa farà nei prossimi 100 giorni, sono balle. Bisogna vedere adesso che cosa farà, perché qualcosa di innovativo farà. Deve fare molto più di Fontanini, non basta via Mercato Vecchio, le mostre, tutto. Bisogna anche dimostrare di avere una visione, di avere in mano le redini per poter attirare anche gli altri comuni, e soprattutto, come dicevo prima, aprire un dialogo serio, concreto e di livello con la giunta regionale, che mi pare che è barricata lì per cercare ma di mezzo c'è qualcuno dice che di mezzo c'è Saro che farà da pacere, no? Un po' l'ambasciatore, Saro, no? Dà atto a Saro che ha visto giusto questa volta e la sua creatura ha vinto. Dobbiamo dare a Saro quello che è di Saro. Lui è partito per primo, ha detto che a Udine, anche perché diciamo così, De Toni è espressione del terzo polo, e forse in Italia l'unico terzo polo che vince è proprio quello di Ferruccio Saro. E questa è una cosa, tanto per dire che non bisogna mai dire gatto se non ce l'hai nel sacco, come diceva il buon Trapattoni. Insomma, poi possiamo dire che a Udine cambia l'aria, perché non si sentirà più Mandi, Mustato, via di Zen, si sentirà Gallo visto, Gallo fatto. Adesso si torna finalmente a parlare ma cambia poco, insomma, la gente vuole lavorare, vuole riprendere. L'importante è che adesso lavorino e finalmente riportino, il Friuli rimane tale, comunque sia, non penso che cancellerà il Friuli, non è l'interesse. Senti, ti faccio una domanda un po' provocatoria. Secondo te, invece, per quanto riguarda i rapporti con i media da parte della nuova giunta comunale, sarà a senso unico come la precedente, oppure si riaprirà un certo senso l'universo e cominceranno a dialogare anche con gli altri? Io penso che lui, Felice De Toni, non dimentichiamo, è stato anche presidente di Telefriuli, quindi è un uomo che conosce bene i media, no? Ma è stato soprattutto rettore, quindi ha avuto anche uno spettro, insomma, molto avanzato, e diciamo così, io lo conosco come una persona molto affabile e molto aperta, quindi io penso che aprirà a 360 gradi, anzi, quella potrebbe essere la sua forza.
Certo, infatti un signore adesso mi ha scritto via WhatsApp, mi ha detto: hai già messo i ferri in acqua. Io aggiungo anche i Bierkobud, non solo i ferri, tanto per essere chiari. Bene, senti Enzo, allora io direi possiamo chiudere qui questa edizione straordinaria dove abbiamo insomma commentato insieme. Vediamo se c'è il dato definitivo, anche se lo abbiamo già detto in apertura, però giusto per essere corretti nei confronti dei nostri telespettatori che ci stanno ascoltando e vedendo, vediamo se sono stati... Sì, allora abbiamo il dato finale, sezioni 98 su 98, 35.607 i votanti, 35.149 sono invece i voti validi, come detto schede bianche 114, nulle 342, non assegnati o voti contestati 2. Alberto Felice De Toni, sostenuto dal centro-sinistra e dal terzo polo, è il nuovo sindaco di Udine con 18.576 voti, pari al 52,85%. Pietro Fontanini, sostenuto dal centrodestra, raggiunge soltanto 16.573 voti, pari al 47,15%. Torniamo in studio con il nostro il nostro opinionista di fiducia per quanto riguarda la politica, Enzo Cattaruzzo. Direi, Enzo, possiamo chiudere qui. Noi diamo appuntamento ai nostri amici comunque a venerdì per Mixed con le analisi post voto, e soprattutto venerdì dovremmo avere anche la giunta ufficiale del Friuli Venezia Giulia, perché il 27 si riunisce il Consiglio regionale, no? Dovremmo avere anche le due dichiarazioni ufficiali di De Toni e anche di Fontanini, perché è giusto che il fair play ci sarà, perché sottolineiamo una cosa: queste elezioni sono state caratterizzate anche per un fair play. Non abbiamo sentito casini in giro, cioè nei seggi, cioè. È stata una votazione molto bella, seppur non molto partecipata, e questo la dice lunga, perché insomma abbiamo avuto una flessione anche nel ballottaggio, lo sappiamo, però insomma Udine aveva tutta un'altra tradizione. Speriamo ritorni questa partecipazione. Naturalmente io saluto a tutti, ringrazio e naturalmente alla prossima. Bene, ringrazio anch'io. Ulteriori news come sempre sul nostro sito friulitv.net, e come si dice nella lontana provincia dell'impero, mandi e alla prossima. Mandi.